Oggi, nella giornata mondiale per le persone con disabilità, diverse le iniziative organizzate in città. Giornata di promozione contro l'uso delle plastiche a Favara. 2 giorni di approfondimento scientifico e medico con un convegno dedicato a un focus sul carcinoma alla mammella. Ritorna il premio Serroi, giunto alla 6ª edizione, organizzato dalla CNA Pensionati di Agrigento. Presentato il libro di Piero Doffles su iniziativa del Liceo Classico Empedocle. Non si disputeranno gli incontri di domenica delle 2 squadre agrigentine di Serie D Girone I, Licata Calcio per Covid e il Canicattì per l'indisponibilità del campo, mentre il Pro Favara incontra il Gela fuori casa e l'Acragas in trasferta a Enna. Benvenuti con il telegiornale di TV Notizie. Oggi giornata internazionale delle persone con disabilità. L'Archivio di Stato di Agrigento, diretto da Rossana Floria, ha organizzato in collaborazione con l'Istituto Pirandello di Porto Empedocle un nuovo percorso tattile per scoprire tra sussidi e tiflodidattici e nuove narrazioni gli aspetti della conservazione del patrimonio archivistico. La mostra, denominata Piccole storie di ordinaria conservazione, sarà visibile anche il prossimo sabato. Il servizio. Oggi questa mostra, nella giornata del 3 dicembre, giornata internazionale delle persone con disabilità, piccole storie di ordinaria conservazione. Ecco, di cosa si tratta? Anche quest'anno l'Archivio di Stato di Agrigento aderisce alla giornata internazionale delle persone con disabilità con un nuovo percorso tattile dedicato alla conservazione del patrimonio archivistico con particolare riferimento al rischio biologico e all'entomofauna. Si è voluto realizzare un percorso tattile che illustri quelle che sono le principali problematiche che si possono verificare nei depositi archivistici e che riguardano appunto il rischio biologico. Un percorso studiato nell'ottica dell'inclusione che consente l'integrazione di più canali di comunicazione dalla vista al tatto ed è proprio la fruizione tattile che caratterizza il percorso, sia con la possibilità di fruire dei contenuti attraverso le schede Braille, sia con la possibilità di toccare con mano le miniature che abbiamo realizzato e che riproducono la nostra scaffalatura archivistica e anche quelle che sono le strutture di conservazione della documentazione. La mostra quando si può visionare? La mostra si potrà visionare oggi fino alle 13:30 e anche sabato 10 dicembre dalle 9:30 alle 13:30, un'altra giornata di apertura straordinaria, ma anche questo percorso, come gli altri che sono attualmente presenti presso la sede relativi all'accessibilità culturale, resteranno poi permanenti per la fruizione. Ecco, già stiamo vedendo l'apprezzamento da parte delle scuole, a pochissimi momenti dall'apertura già un'ampia affluenza. Questo, diciamo, è il significato che la sua azione è sempre ben accettata dal pubblico agrigentino, non solo ma anche dagli studenti. Ci fa sempre piacere avere la presenza delle scuole perché naturalmente questi percorsi rientrano anche in quella che è la nostra programmazione dell'offerta formativa e dei percorsi relativi all'educazione al patrimonio. In questo momento sono tra l'altro presenti gli studenti dell'Istituto Comprensivo Pirandello di Porto Empedocle perché oggi in occasione di questa giornata viene esposta anche l'opera vincitrice al concorso Arte Insieme quindi della Biennale Arte Insieme, un concorso che ha visto appunto premiati come vincitori proprio gli studenti dell'Istituto Comprensivo Pirandello. Allora, ci descrive un po' quest'opera che avete esposto? Allora, quest'opera realizzata appunto dalla classe terza A dell'Istituto Comprensivo Pirandello di Porto Empedocle ha vinto il primo premio al concorso Anime Animali della Biennale Arte Insieme, un'opera ispirata all'Archivio di Stato di Agrigento che riproduce una scaffalatura e un pesciolino d'argento realizzato con la tecnica del cracking art, che era appunto il tema conduttore del concorso della Biennale Arte Insieme rivolto alle scuole. Professoressa,
una coincidenza molto bella, molto particolare. Oggi, in occasione della giornata della disabilità, in questa mostra dell'Archivio di Stato c'è anche inserito, incastonato il vostro premio, diciamo, sicuramente una bella affermazione anche per la vostra scuola, per i ragazzi che già, diciamo, possono essere anche contenti, no? Sì, noi l'anno scorso abbiamo partecipato con tanto entusiasmo alla proposta dell'Archivio di Stato e abbiamo realizzato proprio questo pesciolino d'argento fatto dagli insegnanti di sostegno con gli alunni disabili, perché il nostro istituto è molto attento all'inclusione, alla disabilità, cerchiamo di togliere tutte quelle che sono le barriere non solo fisiche ma anche a volte psicologiche, quindi i ragazzini si sono proprio cimentati nella realizzazione di questo prodotto finale che ha avuto grande successo e siamo orgogliosi che oggi possa essere veramente parte di questa mostra tattile a cui stanno partecipando molti ragazzi del nostro istituto. Oggi è la giornata internazionale proprio dedicata alla disabilità, per cui, diciamo, assume un valore ancora più importante. Sì, un doppio valore e un grande significato. Il nostro istituto proprio per questa data ha, diciamo, indetto una manifestazione che sarà fatta però lunedì, quindi con tutto il personale docente e gli insegnanti di sostegno e anche grandi ospiti che praticamente ci parleranno di questa giornata. Ha avuto anche il plauso del Presidente del Senato Ignazio La Russa alla manifestazione organizzata dall'ACI di Agrigento, Presidente Avvocato Salvatore Bellanca. Invio con piacere il mio saluto in occasione dell'evento 5 ore in pista per la vita, per l'inclusione sociale, scrive il Presidente Ignazio La Russa. Desidero congratularmi con l'Automobile Club di Agrigento e tutti gli organizzatori per lo spirito e l'impegno che hanno contraddistinto la realizzazione di una bella iniziativa di partecipazione e amicizia svoltasi presso l'Autodromo Concordia, che si inserisce nel contesto della giornata internazionale delle persone con disabilità interamente dedicate ai ragazzi e agli adulti diversamente abili o con svantaggi sociali. Il servizio ha avuto anche il plauso del Presidente del Senato, l'onorevole Ignazio La Russa, alla manifestazione organizzata dall'ACI di Agrigento, presieduta dall'avvocato Salvatore Bellanca. Invio con sincero piacere il mio saluto in occasione dell'evento 5 ore in pista per la vita, scrive il Presidente La Russa. Desidero congratularmi con l'ACI di Agrigento e per gli organizzatori tutti per lo spirito e l'impegno che hanno contraddistinto la realizzazione di una bella iniziativa di partecipazione, amicizia e sicurezza. L'iniziativa si è svolta presso l'Autodromo Concordia di Agrigento e si è inserita nel contesto della giornata internazionale delle persone con disabilità, una giornata interamente dedicata ai ragazzi e agli adulti diversamente abili con svantaggi sociali. Oggi è un giorno importante, ringrazio ACI Italia e anche ACI la sezione di Agrigento per essere sempre presente e vicino anche all'amministrazione comunale, l'impegno sulla sicurezza per le strade di ACI è massima, oggi anche un impegno sulla solidarietà, è importante questo evento, si portano i ragazzi diversamente abili vicino al mondo dei motori, vicino al mondo dello sport, è fondamentale per lo sviluppo psicofisico di questi nostri ragazzi. Voglio ringraziare anche in prima persona l'avvocato Salvatore Bellanca perché è sempre pronto a ogni richiesta di questa amministrazione, principalmente proprio il tema, come dicevo poco fa, sicurezza e solidarietà. Finalmente dopo 2 anni di stop forzato a causa della pandemia da Covid abbiamo voluto riproporre questa manifestazione a cui io personalmente e comunque tutto l'ACI di Agrigento teniamo in modo particolare. Una manifestazione che ha avuto attenzione da parte del Presidente del Senato, del Presidente di ACI Italia, l'ingegnere Sticchi. Ricevere i complimenti e le congratulazioni da parte di 2 istituzioni così autorevoli per noi è un motivo di grande orgoglio. Io voglio ringraziare soprattutto gli attori di questa manifestazione, gli attori che sono proprio queste persone, perché sono proprio loro gli attori e i protagonisti di questa giornata. Voglio ringraziare anche tutti i piloti agrigentini che hanno messo a disposizione le loro auto da corsa proprio per far dare un piccolo sorriso e un attimo di speranza a queste persone, e ringrazio soprattutto tutte le persone che hanno collaborato con spirito di abnegazione alla realizzazione di questa manifestazione proprio per
per dare modo a tutti di realizzarla e di concretamente nel modo in cui la stiamo vivendo. Le emozioni che oggi si provano vedendo questi ragazzi salire in macchina, gli sguardi e le lacrime la dicono tutta e hanno tutto quello che si può sapere di questa manifestazione. Agitalia investe tantissimo in campagne di sensibilizzazione volte a tutelare quelli che sono i diritti dei disabili lungo la strada di ogni giorno per evitare e per superare quelli che sono gli ostacoli che loro incontrano. 5 Euro per la Vita vuole lanciare un messaggio di speranza, di inclusione e di solidarietà contro ogni barriera. E oggi è una bellissima iniziativa, è di sicuro un'esperienza che i ragazzi, anche le persone che vivono una condizione di disabilità porteranno come esperienza di vita nel cuore. Lo si vede dallo sguardo pieno di entusiasmo e di felicità. Il Libero Consorzio Comunale ed il commissario straordinario ha voluto contribuire alla riuscita di questa bellissima iniziativa, ma un grazie grande deve andare a chi si spende per organizzare queste manifestazioni e che in questa giornata è proprio l'ACI di Agrigento. Le nostre città purtroppo ancora oggi non vivono una condizione di rispetto di chi vive una disabilità, perché non sono ancora a loro misura e quindi che ben vengano queste iniziative per sensibilizzare tutti quanti e chi soprattutto amministrano le città per far sì che tutte le prospettive di vita vengano migliorate e che non si considerano questi ragazzi soltanto in queste singole giornate, ma dobbiamo pensare sempre a queste persone e far sì che tutti gli spazi siano fruibili, cercando di portare avanti ancora l'abbattimento delle barriere architettoniche che ancora purtroppo esiste, e credo che questo sia veramente un'espressione veramente di inciviltà, perché ancora oggi le città non riescono ad operare in una condizione di integrazione e di inclusione, e credo che sia veramente l'aspetto peggiore che ci possa identificare. E l'assessore Francesco Picarella ha rassegnato le dimissioni per ragioni strettamente personali e professionali. A nome mio e della Giunta l'ho ringraziato per la passione e la riconosciuta lealtà con cui ha svolto fin dal primo giorno il non facile compito di assessore allo sviluppo economico, alla promozione del territorio e alla Polizia Municipale. Rinnovo pubblicamente la mia gratitudine a Francesco Picarella, questo quando affermato dal sindaco Francesco Miccichè per le dimissioni del suo assessore. È giornata di promozione e sensibilizzazione contro l'uso delle plastiche promossa dall'Associazione di Favara per il futuro e Plastic Free, un incontro con gli studenti e con le associazioni per dire no alle plastiche che stanno distruggendo la terra. C'era per noi Giuseppe Moscato. I ragazzi di Plastic Free e di Favara per il futuro si sono riuniti questa mattina qui a Favara per fare una promozione importante in favore della terra, in favore dell'ambiente, ovvero cercare di eliminare ognuno nel nostro piccolo le plastiche, uno dei problemi più gravi che affliggono la terra. Oggi si sono presentati con il loro essere, con la loro voglia, con la loro disponibilità di fare un qualcosa, coinvolgendo anche le altre associazioni e diversi alunni delle scuole. Plastic Free si può fare. Ed è proprio così, oggi ripuliamo Favara con il cuore, con la consapevolezza che ognuno di noi possa riflettere su quanto e come sia importante rispettare l'ambiente in cui viviamo. Siamo molto contenti oggi di vedere tante mamme, tante papà, studenti che hanno un unico obiettivo, il bene comune. Vorrei lanciare un appello a tutti gli incivili, a chi non ha rispetto per gli spazi pubblici. È giusto che ognuno di loro riuscisse a rispettare intanto tutta la comunità, ma prima di rispettare gli altri dovrebbero rispettare se stessi. Soltanto in questo modo si vivrà in un ambiente migliore e si condurrà una vita del tutto migliore. Qual è
l'appello che lanciate, ma soprattutto l'azione concreta che volete si realizzi? Il nostro appello intanto è quello di mandare un gesto, cioè un messaggio per lo più di sensibilizzazione ai più grandi e ai più piccoli. Bisognerebbe partire dalle piccole iniziative, quelle che fanno bene al cuore. Soltanto con i piccoli gesti e con una buona intenzione si può migliorare un'intera comunità. Anche voi materialmente in questi giorni avete proprio ripulito da un po' di plastica Favara. Esatto, ripuliamo Favara non soltanto con i rifiuti, non soltanto con tutto ciò che spesso ci ritroviamo per terra, ma lo facciamo con il cuore. Ripuliamo anche le menti, le abitudini delle persone per sperare in un mondo del tutto migliore. Che è proprio questo che facciamo, puntiamo il dito sulla pericolosità della plastica e nell'inquinamento soprattutto, perché è un materiale che resta all'infinito nel nostro ambiente e noi ogni settimana ingeriamo una scheda telefonica, un bancomat di plastica. Quindi questo evento serve per sensibilizzare sulla pericolosità dei rifiuti, che vanno a comportare anche un cambiamento climatico che può essere anche naturale ma viene accelerato esponenzialmente. Siamo qui appunto per denunciare questo cambiamento climatico, questo inquinamento, insieme a tante associazioni e a tanti ragazzi delle scuole che sono la nostra forza per il futuro. È proprio a loro che il messaggio più forte va indirizzato: eliminiamo qualsiasi tipo di plastica. Sì, il messaggio va indirizzato a loro, ma come dico ultimamente non dobbiamo educare i giovani perché sono loro gli incivili, anzi loro subiscono l'esempio dei più grandi, quindi noi vogliamo che siano i giovani a dare l'esempio ai più grandi, perché anche i più grandi sono parte di questa società. La scuola coinvolta in primo piano in questo progetto di educazione ambientale e specificatamente per Plastic Free. Sì, abbiamo voluto coinvolgere i nostri alunni, in particolare gli alunni del primo anno, perché si parte dai giovani per poter migliorare l'ambiente. I ragazzi saranno gli adulti del domani e quindi parte tutto dai giovani per migliorare tutto, per tutelare gli animali, per tutelare il nostro ambiente, per salvaguardare il mondo. Concretamente cosa fa la scuola? La scuola già ha avviato diverse iniziative, anche a partire dalle stesse classi, dove i ragazzi si impegnano sin dai primi giorni a riciclare, a riutilizzare, a fare dei progetti tali da poter mostrare anche agli altri che si lavora in questo settore. Sarà interrotta parzialmente la fruizione di Piazza Ravanusella ad Agrigento, già inserita come area di attesa del piano comunale di protezione civile, a causa di cedimenti generalizzati e svernamenti del manto stradale, e quanto disposto dal sindaco di Agrigento Miccichè con una sua ordinanza. E merito alle carobollette, sono 250 milioni per le imprese siciliane pronti a erogare il bonus energia. Aiuteremo le imprese siciliane ad affrontare i vertiginosi rincari dei costi dell'energia causati dalla crisi internazionale, aumenti che stanno mettendo a serio rischio la sopravvivenza di molte aziende siciliane. Ci siamo attivati per erogare al più presto il bonus energia grazie ai 250 milioni che il governo Schifani ha affidato al Dipartimento delle Attività Produttive per aiutare gli imprenditori della nostra isola a fronteggiare il caro bollette. Siamo al lavoro sugli avvisi da rendere pubblici nei prossimi giorni e dare così respiro alle realtà aziendali regionali, nei vari comparti produttivi e alle tante famiglie che vi ruotano attorno. Lo ha affermato l'assessore alle attività produttive Edita Maio dopo l'approvazione in giunta regionale del provvedimento che destina complessivamente 366 milioni alle imprese siciliane per abbattere l'aumento dei costi energetici. E un focus sul carcinoma alla mammella, le novità dell'ultimo anno, e questo è il tema del convegno medico che si è svolto ad Agrigento nelle giornate di ieri e oggi. Il congresso è stato presieduto dal dottor Antonio Savarino, responsabile scientifico, con la partecipazione di illustri relatori del mondo medico provenienti da tutta Italia, segretaria organizzativa alla Omnia Congress di Agrigento. Dottor Savarino, 1 a 2 giorni dedicato al focus sul carcinoma della mammella, in particolare sulle novità. Ecco, se ci anticipa qualcosa in questo senso. Assolutamente sì. Quest'anno ci sono delle bellissime novità
nella gestione del tumore della mammella. Le innovazioni tecnologiche, la nuova diagnostica per immagine ha consentito sempre diagnosi più precoci e questo ci consente ovviamente non solo di intervenire con una chirurgia conservativa che garantisce un aspetto estetico assolutamente eccezionale alla donna che si ammala di tumore della mammella, ma anche di garantire una qualità della vita la migliore possibile a queste donne. Poi il miglioramento delle tecniche di chirurgia plastica contribuisce ulteriormente lì dove è necessario fare comunque una mastectomia perché il tumore è multicentrico, a ricostruire una mammella con un aspetto estetico assolutamente di pregio. Novità anche nell'ambito delle tecnologie radioterapiche, un miglioramento delle tecnologie radioterapiche riduce la tossicità della radioterapia attraverso un adeguato frazionamento della dose, ma principalmente il miglioramento delle nostre conoscenze nell'ambito della biologia del tumore della mammella, in realtà direi dei tumori della mammella perché sono tante malattie diverse tra di loro, ci consente oggi di avere dei marcatori predittivi di risposta ai trattamenti, per cui noi possiamo attuare oggi una medicina basata su una precisione veramente importante, nel senso che possiamo colpire dei bersagli che sono driver per la crescita delle cellule tumorali, oppure possiamo addirittura potenziare il nostro sistema immunitario e guidarlo verso un'aggressione al tumore che ci consente di ottenere delle risposte e delle guarigioni e delle sopravvivenze prima impensabili. In questo corso, che si propone di migliorare la formazione di tutti gli operatori sanitari, sia territoriali che ospedalieri, che si occupano di tumore della mammella, io ho voluto anche inserire una sessione che ritengo estremamente importante, quella della cardio-oncologia. E questo perché? Perché noi abbiamo oggi dei farmaci importantissimi, dei farmaci salvavita, ma questi farmaci possono essere anche aggravati da una tossicità cardiaca a breve o a lungo termine. E allora, per fare in modo che le nostre pazienti possano continuare il trattamento, quindi per un'aderenza adeguata al trattamento che li condurrà verso una guarigione o verso comunque una risposta importante al loro problema oncologico, è necessario che l'oncologo e il cardiologo dedicato si uniscono insieme e sin dall'inizio, sin da quando la paziente deve stabilire quella che sarà la sua strategia terapeutica, si mettono insieme per ridurre la possibilità di tossicità, per gestire nell'eventualità che questa tossicità si verifichi al meglio gli effetti collaterali possibili di queste terapie e per evitare che pazienti che oggi riusciamo a guarire con i farmaci oncologici possano alla lunga poi sviluppare una cardiotossicità che potrebbe compromettere la loro qualità della vita. Quindi una sessione estremamente importante, una maturata consapevolezza che insieme, facendo squadra, con figure professionali differenti, ma tutte dedicate alla gestione di questo tipo di tumore che richiede un'expertise particolare, riusciamo veramente a combatterlo meglio e oggi infatti riusciamo a guarire più dell'80% delle donne che si ammalano di tumore della mammella e a garantire loro una qualità della vita assolutamente normale. Senza però trascurare la prevenzione. Ecco, il suo appello anche verso le donne in particolare, ecco, magari spesso arrivano degli avvisi dell'ASP di fare dei controlli, magari poi vengono un po' dimenticati. Ecco, quanto è importante, dottore Savarino, prevenire? La prevenzione è fondamentale, è l'arma più importante che noi abbiamo per combattere il tumore della mammella. Lei faceva giustamente riferimento allo screening mammografico. Lo screening mammografico è rivolto dalla nostra azienda alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, è assolutamente gratuito, queste donne vengono invitate a sottoporsi a mammografia ogni 2 anni e questa mammografia viene letta da radiologi dedicati che hanno una formazione adeguata
e la lettura viene fatta da almeno 2 radiologi indipendentemente, quindi è una mammografia che viene fatta da persone competenti e in modo sicuro. La mammografia ci consente di vedere noduli molto piccoli, addirittura di fare prevenzione dell'insorgenza del tumore, perché certe volte noi abbiamo una spia che sono le microcalcificazioni, alcune delle quali possono sottintendere la possibilità che ci siano delle cellule che si stanno trasformando, e aggredire la zona sede di microcalcificazioni ci consente di prendere quello che è un fattore di rischio per il carcinoma infiltrante, che è il carcinoma in situ, e di guarire assolutamente le donne. Quindi è un invito che noi facciamo come medici, come azienda sanitaria, a tutte le donne, di rispondere alla chiamata e di sottoporsi alla mammografia, perché una mammografia può salvare la vita. Dottoressa, allora lei oggi qui a questa iniziativa, quali novità nel campo della cura del tumore alla mammella? Il tumore della mammella è una malattia estremamente eterogenea. Il setting di pazienti con malattia HER2 positiva nell'ultimo anno sta giovando di nuove terapie alternative, terapie innovative, terapie che ci stanno offrendo dei dati sorprendenti in termini di sopravvivenza globale. Questi farmaci sono il trastuzumab vederuxetan, il tucatinib, che hanno rivoluzionato lo scenario terapeutico in un setting di pazienti con malattia prognosi infausta. Quindi l'utilizzo di questi farmaci sta decisamente modificando l'algoritmo terapeutico proposto proprio a queste pazienti. Quindi una grandissima speranza viene data a delle pazienti con una malattia che fino a poco tempo fa aveva a disposizione poche armi terapeutiche. Ecco, lei ha sensibilizzato particolarmente la platea con la lettura di una lettera diciamo particolarmente toccante, dove si parlava del mostro. Ecco, l'idea di proporla al pubblico oggi. Sì, le pazienti dietro una scelta terapeutica abbiamo una paziente che è una persona con una storia personale, familiare, che combatte nella quotidianità con un autentico mostro che è il cancro. Quindi la scelta del medico deve essere sempre molto oculata, proporre il meglio e soprattutto cercare di offrire a queste pazienti non soltanto una cura medica, ma anche proprio una cura umana, che è quello che poi ti chiedono nella quotidianità i pazienti dei nostri ambulatori, un supporto terapeutico ma anche emotivo. Anche psicologico. Assolutamente sì, è una malattia che comunque devasta non soltanto fisicamente ma anche l'anima e la mente, e quindi ovviamente pazienti che soffrono e che poi noi ovviamente incoraggiamo nella quotidianità nel combattere contro questa malattia, proponendo questi che noi chiamiamo farmaci innovativi. E nel paradosso una paziente che ha questo tipo di malattia molto brutta, molto pesante, viene incoraggiata dalle nostre parole e si sente una fortunata nell'avere la possibilità di poter, vicino casa propria, perché anche questo è molto importante, curarsi con le migliori strategie terapeutiche, quindi offrire il meglio anche in ospedali che sono vicino al domicilio dei pazienti, evitando queste fughe, questi viaggi della speranza che comunque investono anche sotto tutti i punti di vista, anche quello economico. Si è abbassata l'età del carcinoma alla mammella? In realtà sì, già da parecchi anni abbiamo visto appunto questa maggiore incidenza della malattia in pazienti molto più giovani, quindi esortiamo sempre tutte le pazienti, anche in giovane età, ad eseguire programmi di prevenzione, di screening, al fine di poter fare una diagnosi precoce di questa malattia. La precocità diagnostica è fondamentale al fine di poter addirittura arrivare ad una guarigione completa. E nella giornata di ieri, in Licata, la Polizia di Stato ha eseguito un ordine di carcerazione emesso
dalla Procura della Repubblica di Agrigento a carico di SC, queste le iniziali, pregiudicato licatese, classe 1989, residente in Germania ma domiciliato in Licata. In particolare il predetto provvedimento giudiziario con la quale viene disposta l'esecuzione della pena in regime della misura carceraria scaturisce dalla condanna emessa nel 2019 dal Tribunale di Agrigento, successivamente confermata nel 2021 dalla Corte d'Appello di Palermo e divenuta definitiva il 1° dicembre di quest'anno con sentenza della Suprema Corte di Cassazione che lo ha riconosciuto colpevole dei reati di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, nonché rapina ed estorsione. Il condannato, a seguito del provvedimento esecutivo, dovrà quindi espiare in carcere la pena complessiva di 7 anni di reclusione, oltre al pagamento della pena pecuniaria, una multa di 27.000 euro e alle pene accessorie dell'interdizione legale durante la pena perpetua dai pubblici uffici. E Open Arms si è svolta a Palermo l'udienza che ha visto la presenza dell'ex ministro all'interno Salvini, il servizio. Non fanno sconti alle parole gli ex ministri della difesa e delle infrastrutture Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli, chiamati dalla procura a deporre nel processo di Palermo, dove l'ex ministro dell'interno Matteo Salvini è imputato del sequestro di 147 migranti sulla Open Arms nell'estate del 2019. Il divieto di ingresso della ONG l'ha deciso il ministro dell'interno, era sua competenza. Elisabetta Trenta aggiunge: mi rifiutai di controfirmare dopo l'annullamento del provvedimento da parte del TAR. Non c'erano novità e le condizioni a bordo erano peggiorate. Le nostre battaglie non possono pesare sulla vita dei più fragili, i diritti umani vanno sempre rispettati. Anche Toninelli non firmò il secondo decreto, la situazione si stava complicando a bordo della nave. Il dramma di quei giorni emerge però nelle domande dei PM Geri Ferrara e Giorgia Righi. C'era mare forza 4, ricorda l'ex ministro della difesa. Le condizioni sulla nave erano davvero precarie. Diedi l'ordine alla Marina di andare a prendere i minori a bordo della Open Arms. Toninelli rilancia: è un dovere quello di salvare vite umane, dichiarazioni importanti per la ricostruzione dell'accusa. Intanto Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture, ascolta, prende appunti, scrive sul cellulare. Non ci risultava che a bordo della Open Arms ci fossero terroristi, dice ancora Elisabetta Trenta. In ogni caso poteva essere di conoscenza del ministro dell'interno, non era detto che io dovessi saperlo. L'ex ministro Trenta fa una pausa e dice: seppure ci fosse stata una minaccia di terrorismo, si potevano fare sbarcare le persone, assisterle, fare le verifiche del caso. Parole che sono una presa di distanza dall'ex collega di governo, anche se poi Elisabetta Trenta dice: stimo Salvini nonostante ci siamo scontrati spesso. In aula sono scintille con Giulia Bongiorno che invece replica: c'è del materiale importante adesso depositato dalla procura che non è stato mai offerto alla valutazione dei giudici che si sono occupati di questo caso, dice infatti Bongiorno. Un video fatto dal sommergibile Venuti e alcuni file audio di intercettazioni che attestano un comportamento anomalo della Open Arms. Nell'aula bunker il processo vira subito verso toni accesi. Non siamo stati messi in condizione di difenderci, insiste l'avvocato Bongiorno. Quella documentazione del 1 agosto 2019 risulta spedita alle procure di Roma, Palermo, Agrigento, ma non viene mai depositata. Il pubblico ministero Geri Ferrara però rilancia: siamo stati noi a depositare nei giorni scorsi il materiale quando ne abbiamo avuto cognizione. Per l'accusa, il video del sommergibile Venuti mostra le condizioni precarie del barcone soccorso dalla ONG spagnola che stava per affondare. Per la difesa invece nel video ci sarebbe la prova di un anomalo cambio di rotta della nave, dice ancora Giulia Bongiorno. L'intercettazione ha colto il dialogo fra una persona a bordo della Open Arms e un soggetto non ben identificato su un'altra imbarcazione. Trenta dice di non avere mai saputo nulla di quei file. La difesa però tornerà a sostenere un accordo fra la ONG e alcuni scafisti. Matteo Salvini dice infatti: sono sconcertato. Prossima udienza intanto fissata per il 13 gennaio. La procura citerà l'ex presidente del Consiglio Conte e gli ex ministri Di Maio e Lamorgese. Prossime udienze comunicate dal presidente Murgia. 24 febbraio, 24 marzo, 21 aprile, 5 maggio, 9 giugno, 7 luglio. E linea alla regia per gli spot pubblicitari.
Estorsione aggravata dal metodo mafioso, arrestato un 39 anni di Santo Stefano di Camastra, il servizio. I carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno arrestato un 39enne gravato da precedenti penali, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Messina, poiché è indagato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Nell'ambito dell'indagine diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo, il quale, dal novembre 2021, si sarebbe fatto consegnare in più occasioni da un giovane diverse somme di denaro per la complessiva somma di 20.000 euro, dietro la falsa promessa di un posto di lavoro presso il Corpo Forestale Regionale, ovviamente mai ottenuto. Per essere più persuasivo, l'indagato aveva fatto leva sull'asserita appartenenza alla famiglia mafiosa dei Batanesi. Il 39enne è stato quindi condotto in carcere in esecuzione della misura cautelare. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione. Un plauso all'istituzione del biglietto unico per raggiungere la destinazione Agrigento-Valle dei Templi. Di questa iniziativa, introdotta da Trenitalia in collaborazione con la Trasporti Urbani Agrigento, dichiara l'amministratore delegato della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi Fabrizio Lagaipa, si era parlato tra le altre già a fine estate al TTG. In quell'occasione i responsabili di Trenitalia avevano manifestato una grande attenzione e disponibilità verso il nostro territorio. Già alla Fiera del Turismo di Rimini avevamo avuto modo di appoggiare l'iniziativa, che va ora ad aggiungersi alle diverse offerte di promozione dell'area distrettuale e della Costa del Mito e si inserisce nelle campagne per la destagionalizzazione del turismo della regione siciliana. Il nuovo collegamento intermodale treno-bus con un unico biglietto permetterà così di raggiungere semplicemente la Valle dei Templi. È la prima di altre soluzioni discusse con Trenitalia che hanno lo scopo di migliorare i tempi di percorrenza delle tratte ferroviarie e i servizi per chi arriva in Sicilia e desidera raggiungere i luoghi di maggiore interesse turistico, questo quanto affermato da Fabrizio Lagaipa, amministratore del distretto turistico della Valle dei Templi di Agrigento. E ritorna dopo la pausa del Covid il Premio Internazionale di Poesia Siciliana dedicato a Giuseppe Serroi. Giunto alla sua 6ª edizione, l'evento ha visto la direzione artistica di Enzo Alessi, presentato dalla collega Giovanna Neri, organizzato dalla CNA Pensionati di Agrigento. Le interviste ai protagonisti. Preside Curabba, torna l'appuntamento con il Premio Serroi, un momento importante per il nostro territorio. Dopo 2 anni di sospensione causa Covid, noi abbiamo ripreso quest'anno di nuovo il premio Serroi dedicato a Giuseppe Serroi, un premio ancora giovane, a 6 anni, siamo alla 6ª edizione, ma che noi pensiamo debba crescere ulteriormente agganciandoci alle scuole. Quest'anno abbiamo una novità che la regione siciliana ha emanato di recente delle linee guida per quanto riguarda l'insegnamento della lingua siciliana e del patrimonio siciliano nelle scuole. Le linee guida che sono importanti ai fini di stilare dei programmi in ogni singola scuola affinché i nostri ragazzi possano conoscere questo grande patrimonio. Dalle linee guida si evince che noi abbiamo un patrimonio linguistico straordinario, un patrimonio linguistico che si riaggancia alle diverse occupazioni, tipo quella araba, tipo quella normanna sveva, e poi quella angioina, poi quella aragonese, e poi quella spagnola, fino ad arrivare alla borbonica. E da lì si parte ancora con lo studio dello Stato, del nuovo Stato, della nuova Italia che si è formata subito dopo il 60, negli anni 60, del 1860, e lì i ragazzi avranno modo di conoscere che una categoria diseredata, sfruttata, maltrattata, che sono contadini, hanno iniziato un percorso di rivolta per il loro riscatto, per la loro liberazione, per il loro benessere.
Questo processo di lotte, iniziato nel 1894 con i fasci siciliani, si conclude nel 1950 con la riforma agraria. Dobbiamo dire che si tratta di un percorso storico importante che i nostri ragazzi non hanno mai studiato, perché i nostri ragazzi sono abituati, o meglio si prevedeva nei programmi ministeriali, c'è un po' lo studio di diverse epoche storiche, di diverse società del passato. Addirittura noi abbiamo studiato i Sumeri, ma non studiamo la storia della Sicilia, la storia dei siciliani. Quindi è un'occasione eccezionale affinché i nostri ragazzi possano immergersi in questo grande patrimonio siciliano che è ricco di cultura e anche di tradizioni, di modi di dire, di motti, di canzoni, di storielle che vanno tutte quante ricercate da parte dei ragazzi, e alla fine dell'anno noi andremo nelle scuole a raccogliere i risultati di questo impegno degli studenti e andremo a premiare i lavori degli alunni migliori. Il premio Serroi rappresenta ormai uno dei momenti più importanti a livello culturale del nostro territorio. Devo riconoscere alla CNA, al preside Curabba e a tutti coloro che si impegnano in questo premio di avere aggiunto un valore al nostro territorio che merita ricordare Serroi, che fu un grande poeta, scrittore, polemista, e questo territorio ne ha tanto bisogno. Allora, io sarò breve anche perché sono nuovo come presidente regionale di questa organizzazione, però mi ha colpito quando mi è arrivato l'invito di questo premio, che non è un premio che è uscito ora, ma è un premio che ha un periodo storico diverso. La cosa che mi colpisce, perché io sono innamorato delle poesie dialettali siciliane, e siccome sulla Sicilia molte volte scompinano l'italiano con metà siciliano, io preferisco il siciliano, perché anche con l'espressione che usiamo noi vuol dire un discorso, vuol dire molto. Questi incontri, la CNA, questi incontri li segue e cerca di dare il proprio contributo, perché oggi più che mai si ha bisogno delle tradizioni e si ha bisogno della cultura siciliana. Presidente, torna l'appuntamento col premio Serroi dopo 2 anni di pausa legata alla pandemia. Sì, è un premio a cui noi teniamo particolarmente, un premio per la poesia in lingua siciliana. Naturalmente il CNA Pensionati ritorna a proporre questo premio dopo 2 anni di pandemia. Siamo felici in ogni caso di riproporre questa 6ª edizione di un premio intitolato a Serroi, una figura di un uomo di cultura, un medico originario di Raffadali, ma che praticamente è nato a Raffadali ma che aveva origini olandesi. Il premio è un premio che in ogni caso serve anche per cercare di stimolare il progetto che CNA ha di trasmissione di valori, di saperi, di competenze dei pensionati alle future generazioni. Cosa rappresenta il premio Serroi? Ma ormai è prima di tutto una tradizione di CNA Pensionati Sicilia che ha assunto una dimensione regionale. Rappresenta un'occasione prima di tutto di incontro dei nostri soci e poi di mantenere viva questa realtà con i valori propri della nostra associazione. Noi siamo un'associazione di pensionati artigiani che hanno alcuni valori che hanno portato avanti nel loro percorso di vita, negli anni, nella loro attività economica, e che ancora oggi rappresentano un punto fermo della loro vita. Il valore della famiglia, il valore del lavoro, il valore della trasmissione dei saperi. Il collegamento con il premio sta proprio in queste 2 parole, trasmissione dei saperi. Il premio ai poeti in lingua siciliana che ancora esistono, che sono pochissimi ormai nella nostra regione, rappresentano la memoria vivente
di un passato che è alla base del nostro futuro. E si è svolto stamani presso l'Auditorium Gallo un incontro organizzato dal Liceo Classico Empedocle diretto dalla professoressa Marica Elga Gatto con il professore Piero Dorfles, autore del libro Il lavoro del lettore, perché leggere ti cambia la vita, che ha dialogato con gli studenti del liceo rispondendo alle loro domande. Oggi il Liceo Classico Empedocle presso l'Auditorium Gallo incontra l'autore Pietro Dorfles, Il lavoro del lettore, un evento sicuramente molto partecipato con la partecipazione degli alunni che stanno ponendo diverse domande all'autore. Sì, assolutamente, oggi è un argomento veramente affascinante perché si parla della lettura, affascinante per tutti ma ancora di più per un liceo classico. Leggere, ci dice l'autore Piero Dorfles, ti cambia la vita perché ti consente di riflettere su te stesso ma anche sugli altri, di leggere la realtà per quella che è e di donarti ogni giorno una vita diversa. Per l'autore è importantissimo sottolineare che bisogna portare i ragazzi in libreria, cercare di far conoscere loro questi luoghi, questi templi del sapere, perché in questo modo si orientano e possono anche coltivare, iniziare fin da piccoli ad amare la lettura, che non deve essere mai imposta ma proposta. Un altro suggerimento che l'autore ci ha dato è che i libri non danno la felicità ma la conoscenza, e la conoscenza è sempre complicata, non bisogna mai semplificare quello che la conoscenza ci porta ad essere e a vedere di noi stessi e della vita, ma per ciò stesso ci rende degli adulti più consapevoli, più formati, più colti e anche più capaci di vivere meglio. Un altro suggerimento è stato quello di non boicottare le letture dei giovani anche quando questi scelgano libri cosiddetti spazzatura, perché comunque partendo da questi libri si può arrivare poi ai grandi classici e comunque la lettura ci consente di gettare un amo al quale prendere i nostri studenti, i nostri figli e consentire loro appunto di farli appassionare in quello che è il mestiere, ci dice l'autore, più bello del mondo, cioè il mestiere del lettore. Le volte è difficile, in cui se non è scoccata la scintilla non si ama il libro, ma quando per caso si incontra il libro giusto e qualcuno ti aiuta a dire che lì dentro c'è qualcosa che ti riguarda, che può interessarti, quello secondo me è il momento in cui la scintilla può scoccare, e io penso che chiunque riesca ad aiutare gli altri a trovare quel momento ha fatto qualcosa di buono. È presentato a Palermo il Sicilia Jazz Festival edizione 2023 con un'anteprima a gennaio con Beppe Servillo, Malika Ianne e Tony Hadley. L'evento si terrà dal 23 giugno al 2 luglio a Palermo, la manifestazione promossa dalla Regione Siciliana. Sentiamo in merito l'assessore regionale al turismo Scarpinato, il vice sindaco di Palermo Valchi e il maestro Garcia. Il maestro Ignazio Garcia, presidente della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana The Brass Group. L'importanza del Sicilia Jazz Festival come evento non soltanto culturale ma soprattutto di produzioni orchestrali. È un modello unico che bisogna ringraziare la Regione Siciliana che ha fatto proprio, ha creato un festival di produzione orchestrale di musica jazz che vedrà i più grandi solisti, i più grandi interpreti di jazz presentare concerti unici perché brani appositamente commissionati, prime esecuzioni assolute ed esclusive che farà di questo festival veramente un unicum al mondo. Carolina Varchi, vice sindaco del Comune di Palermo. Il Comune ha un ruolo fondamentale per il terzo anno consecutivo al Sicilia Jazz Festival, valorizzazione del territorio, dei luoghi, la storia. Il centro storico diverrà un luogo di grande festa. Con questa grande iniziativa unica nel suo genere, tutto il centro storico di Palermo torna a splendere, torna a risuonare di una musica meravigliosa, un'offerta musicale di altissima qualità che certamente attirerà non solo moltissimi palermitani ma anche tanti turisti. Siamo convinti che da una rinnovata e migliorata offerta turistica, culturale e musicale possa derivare un indotto economico significativo per la nostra città. A Palermo tornano i grandi eventi di qualità.
Francesco Paolo Scarpinato, assessore del turismo, sport e spettacolo della regione siciliana. Oggi si presenta per il terzo anno di seguito il Sicilia Jazz Festival, una iniziativa diventata ormai internazionale, importantissima per la promozione anche del turismo in tutto il mondo. Assolutamente sì, io voglio immaginare un percorso che veda un turismo trasversale, ovvero dobbiamo coinvolgere, lavorare in teamwork, in sinergia con diversi assessorati. Non si può immaginare il turismo senza la cultura e quindi l'assessorato alla cultura, ma anche ovviamente in questo caso, come in altri, lo spettacolo e intrattenimento, l'intrattenimento è economia e quindi dobbiamo per forza di cose andare a dialogare e interloquire anche con l'assessorato alle attività produttive. Ecco, questa è la sinergia, una regia che vede il turismo al centro per il rilancio non solo dell'offerta turistica ma della Sicilia tutta. E passiamo ora alle notizie sportive. Non si disputeranno gli incontri di domenica delle due squadre agrigentine di Serie D Girone I. Il Licata Calcio per Covid e Canicattì per indisponibilità del campo sportivo, mentre il Pro Favara incontra il Gela fuori casa e l'Akragas in trasferta va a Enna. C'è il servizio di Giuseppe Moscato sul Pro Favara. Per la 13ª giornata del campionato di eccellenza, la Pro Favara va in trasferta a Gela. Una partita che sulla carta non dovrebbe essere proibitiva, poiché la squadra gelese si trova in ultima posizione nella classifica di questa prima frazione di campionato. Mister Catalano ha preparato la sua squadra nel migliore dei modi, con i soliti allenamenti durante la settimana, ma non bisogna mai sottovalutare nessuno, come dice lo stesso mister. Non parliamo di partita facile, non l'abbiamo fatto, non abbiamo mai sottovalutato nessuno e non sottovaluteremo il Gela, anche perché ultimamente è una squadra che ha cambiato tecnico, ha un tecnico abbastanza preparato, è una squadra che ho visto che ha preso un'identità di gioco. Non so quello che succederà in questo mercato, se hanno fatto acquisti o meno, però sappiamo tutti che è una partita difficile da non sottovalutare e da affrontare come abbiamo affrontato tutte le altre partite. Come l'ha preparata in questa settimana? Ma noi abbiamo preparato la partita come prepariamo tutte le altre partite, lavorando con grande serenità, capendo dove possiamo andare a fare male alla squadra avversaria. I ragazzi sanno che quello che ormai devono fare, perché ormai sono 8 settimane che lavoriamo insieme, quindi siamo pronti per questa sfida e cerchiamo di fare il massimo. C'è stato un cambiamento in corso con l'innesto di altre nuove forze? Assolutamente, la società è vigile su tutto, è uscito Totò Incadasciato, un giocatore che è andato in Serie D e gli auguriamo tutto il bene possibile per questa nuova esperienza. La società ha subito fatto delle mosse importanti, prendendo Lupo, prendendo un under Bertella 2004 che già sono a disposizione, quindi l'organico è sempre composto di giocatori di qualità e anche numericamente siamo messi abbastanza bene. 8 settimane con Catalano, siamo quasi a Natale, era quello che si era prefissato? Ma io sinceramente sì, devo dire che abbiamo fatto un grandissimo lavoro fino adesso. Se guardiamo i numeri devo dire che fino a questo momento solo l'Akragas ha fatto un punto in più rispetto a noi, con 20 punti e noi 19, quindi credo che stiamo avendo un bel rollino di marcia, siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo. È vero che non si possono vincere tutte le partite, però noi andiamo in campo per questo. In settimana nuove forze? Sì, è entrato Vito Lupo, che abbiamo raggiunto l'accordo l'altro ieri, già era il gruppo, tra l'altro è un giocatore che il mister ha voluto fortemente. E in uscita abbiamo avuto il Cadasciato, ma in ogni caso praticamente è uscito un giocatore e ne è entrato un altro. Poi è entrato nel 2004 Bertella, è un ragazzo che ha fatto diverse esperienze l'anno scorso nell'Icata, in Serie D, è la prima squadra, ha fatto molte presenze e speriamo praticamente possa ripetere quello che ha fatto all'Icata qui.
Siamo arrivati quasi a Natale, era quello che ti aspettavi della Pro Favara ad inizio campionato? Sì, se devo fare i conti in quello che ci avevamo prefissato, penso che siamo qualcosina in più rispetto a come era cominciato il campionato, perché alla fine avevo avuto qualche defiance all'inizio. E considerando pure le squadre che abbiamo incontrato, squadre il cuscinetto non ce n'è, dall'ultima in classifica alla prima in classifica sono tutte squadre che fino all'ultimo minuto danno il massimo, come si è dimostrato anche domenica scorsa, però tutte le partite non si possono vincere, siamo lì, ci vogliamo tenere ben stretti questa posizione e giocarcela fino alla fine, anche perché ora ci sono tanti scontri diretti e potrebbe agevolarci se noi facciamo risultati. E questo è tutto per TV Notizie, vi diamo appuntamento alla prossima edizione, una buona serata.